Continua a prendere lezioni. Perché non le prendi da quello giusto? Allora, Re 4. Boh. Vabbè, andiamo di francese. No, vabbè, ma lo capisco. Lo capisco. A parte gli scherzi, se uno non fa tanto facendo lezioni. Ma perché tutti la variante di cambio? Ah, punti in più, perché? Vabbè, andiamo con cavallo C6, gioco la variante aggressiva stavolta. No, ma ci sta, ci sta. Ah, cavallo C6, vabbè, oltre ad attaccare D4, la mia idea è quella di andare a giocare in questo modo. Proviamo a demolire la variante di cambio. Ciao, Alex 1606. Ok, lui mi va a fare questo, io vado di alfiere D6, quello vi dicevo. Tac, 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 e arrocco lungo. L'idea è quella, in una variante così piatta, perché è piatta? È piatta per la struttura pedonale. Questo è il cosiddetto centro statico, un centro che probabilmente appunto non andrà a cambiare. Quindi in un centro statico diciamo che è un po' difficile andare a creare delle vere e proprie insidie. Questo è un po' il problema. La sua idea non è male, però qui c'ho alfiere G4. Poi donna D7 non dovrebbero esserci problemi. Ok, ancora non ci sono problemi. Quindi il modo secondo me interessante di giocare era è quello secondo me di andare a giocare con gli occhi eterogenei se si vuole vincere. Dipende dall'avversario, dipende dall'avversario. Io onestamente ragazzi, se gioco contro cioè per giocare per uno che vuole vincere non mi gioca la variante di cambio, quindi insomma ci sta di provare a giocare in modo più aggressivo. Ok, ok. L'unica cosa che qui mi fa sempre paura è questo alfiere F5, però lo stracontrollo, quindi non ci sono problemi. Se mi dovesse giocare cavallo qui, anche qua non vedo grossi problemi. Forse a Rocco la potevo fare un pochino dopo e fare prima F6. Dipende che gioca ora. Ma nel caso potrei giocare su cavallo F5, cavallo E5, donna E6 e poi fare F6. Non lo so, che ci sarebbe da fare un'impresa, non lo so. Da valutare, mi gioco così allora F6 senza problemi. Idea è anche giocare su quello che a me piace definire punto di rottura. Cioè se io gioco G5 poi ho un punto su cui attaccare. Infatti quando i vostri avversari vi possono andare ad attaccare dal punto di vista della struttura pedonale contro dei pedoni diciamo dell'arrocco e quindi hanno questa facilità di diciamo attacco sull'ala, sul lato, è importante andare a trovare un punto di rottura. Se c'è bene, se non c'è createlo. Buonasera, buonasera, vado a registrare le altre tracce. Ehi, Sbrex, ciao. Bella la musica di sottofondo, sì, sì, questa è molto originale. Si chiama Love Attrice, deriva è da diversi anni che si esibisce. Fatemi chiudere la porta, va. Comunque, ciao Matteo, ciao Sbrex. Chi spacchi simbare. Un eon si fulmina. Mica bella questa. Allora lui qui minaccia donne 6. Cioè minaccia, nel senso può essere un problema. Allora andiamo con filo G6. Nel caso posso prendere così e su donne 6 gioco col cavallo F4 e dovrei guadagnare anche dei tempi. Oppure presa cavallo F4, scusate, non donna F4. Sto un pochino meglio, sto anche sprofondando, aspettate.
A Legnano contro con Angela. No. Ah. Ah. Ciao Maure 99. Ok, però se continuo a leggere al contrario qui perdo perché sono cose che a me piacciono queste. Ste stronzate a me fanno ridere un sacco. Ok. Potrei anche fare cavallo 2 alfiere F4, però mi gioca... Ah no, aspetta, cavallo 2. Cavallo per... E alfiere F4. Ok, ora c'è da valutare se questa, spinge il pedone, gioco alfiere B2, C4, presa D4 c'è C3, però potrebbe anche giocare dove 2, questo è il problema, cazzarola. Vabbè. Era molto interessante. E allora ora mi sono pentito di questo cavallo 2. Mi sono pentito. Allora, un'idea forse secondo me è cavallo C4. Perché presa, attacco il cavallo, sposta il suo cavallo e gioco B5 B4. Sì, ok, me la sono accollata. Me la sono accollata. Cioè, credo che da un punto di vista di caselle, a occhio, il mio alfiere è più forte del suo cavallo. Se vedete, lui non ha tante case, cioè l'unica casa buona che vedo è F5, una parola vivace, e poi comunque se gioca cavallo H4, gioca piani per vivaci, gioco G6. Quindi prendo qui, se poi riesco a cambiare la struttura pedonale, se vedete i suoi pedoni, sono tutti su casa scura. Per questo mi sembra interessante. Eh, Buscetta, spiegami, aspetta, qui c'è qualcosa che mi manca. Ah, sei un pentito. Ok, ok, Buscetta è il pentito. Ok, perfetto. Bella tattica. Ma quale? Comunque, in torneo che aperture no, non lo posso dire. Non lo posso dire. Sicuramente la francese la vedete in continuazione, quella in torneo è ovvio che la faccio pure. Però diciamo sto cambiando molto il repertorio. Quindi sì, vi dico la francese e poi alterno, gioco E4, D4, B3, insomma l'ho giocato un po' tutte, anche cavallo F3 l'ho giocato. Ma come due partite ora? Ma c'è la mia live, ragazzi? Non lo so. Sotto gli occhi. Io li presento, poi non mi seguono più le live. Ah, io ho due schermi. Matteo no, secondo me. Dimmela il privato che apertura fai. La Lassen secondo te è buona? Sì, secondo me è buona. A me piace molto. Anche se non sono un esperto giocatore della Lassen. Però secondo me è buona, è interessante, è abbastanza solida. Rapport anni fa la definì una boccata d'aria fresca per il panorama scacchistico. Ora Rapport che comunque ha creato, diciamo, ok, lui si è reso conto che il finale è inferiore nel caso. Io andrei molto velocemente di A5.
blocco le casse, minaccio A4 che è interessante. Qui non so se è la stessa cosa giocando cavallo A3 onestamente. Non credo proprio. Quindi cavallo B6, idea 4. You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Il finale è leggermente peggio secondo me per me. Ma si può provare a vincere lo stesso. Tranquillamente, credo. Tendenzialmente le coppie sono meglio dei pezzi singoli. A4. Idea di nuovo andare in C4. Ah, ok, giustamente devo fare questa. Ok, presa. E vado a fare il G5 perché la su F4 non mi piace. Ok, lui fa G4 che non c'entra niente perché non volevo fare G4. Già abbiamo qualcosa su cui costruire. 3 di 7. Idea è centralizzare il re. F5 ora può essere. Ops, F5 può essere interessante. Preso. Ci avviamo verso una patta. Ora ci sono realmente chance. Perché io qui devo prendere. E poi farò C5. Questa è l'idea. Cavallo di 2 prendo ora. E poi potrei. No, così prendo. Allora. Allora, un'idea potrebbe essere questa. Niente, arrivato il re di 6. Devo avere molta pazienza in questo finale. Vada pure di H5, io andrò di cavallo 7 ora. Ok, lì forziamo B4. Che lui ora deve fare B4 forzata.
Ok. Non so che cosa stia pensando. Allora, questa sicuramente è un'idea. Che lo riporta indietro. Cavallo F8, idea andare in E6, andare in D4. Il discorso è che il finale ho paura che possa... No, lo vinco. Lo vinco. Il fatto è che comunque lui gioca Re 3, Ok. Ora? Ora che gioca? Cavallo 2 e B5. B5 scacco, bellissima questa, bravo. Intermedia molto forte, però... Minchia. Qui c'è, secondo me è il momento topico, il momento in cui lo posso vincere. Ok, tanto lui è bloccato. Se io gioco Re C7, cavallo F4, cavallo per F4, Re per F4, Re B6, Re F5, Re per B5, Re per G6, Re A4, G5, B5, G6, B4 fino al perso, ma è incredibile. Che culo! Permettetemi di dire che culo, perché secondo me non l'aveva analizzata. Ok, se me ne sbatto e prendo D4? Ecco, facciamo così. Prendo D4. Ok, lui non gliene frega niente. Ok, abbiamo vinto ragazzi. Ok. Non minaccia assolutamente niente, questa è la cosa. Zero. Ok, cavallo G3. Ok.
Si vuole fare dare il matto. Vabbè ragazzi, per chi non sapesse dare il matto alle donne, oggi facciamo un recap, ok. Bella partita, molto intensa, molto intensa. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!